Stamattina nella chiesa di San Pietro di Feletto l'addio alla 72enne uccisa nella sua abitazione a Conegliano. Il parroco dice un accanimento mostruoso, la commovente lettera della nipotina. Intanto le indagini si concentrano sulle immagini dei due assassini catturati dalle telecamere. Caso di missioni, Stefano Marconga alza la posta delle richieste per tornare sui propri passi. Diserta l'inaugurazione della rotonda al Baston. Lavoro febbrile delle segreterie. Si cerca una soluzione entro la prossima settimana. Il sindaco di Treviso lancia la candidatura del capoluogo a capitale italiana della cultura 2026 e si appella a tutte le forze politiche per sostenere il percorso. Mai come questa volta, dice, il sogno è possibile. Ma nel frattempo arriva una stoccata dall'esponente trevigiano di Fratelli d'Italia che critica la scelta di Conte di aver tenuto per sé l'assessorato alla cultura dopo le polemiche sulla sicurezza, un nuovo caso nel centrodestra. Entro fine settembre il comparto della giustizia del Veneto potrebbe avere 100 amministrativi in più per snellire i processi. La firma del protocollo stamane tra il ministro Nordio e il governatore Zaia. Attesa da 30 anni, è stata inaugurata stamattina a Ponzano la rotonda al Baston. C'era anche Cristian Zanatta che nel 2018 nell'incrocio maledetto perse sua madre. Grande successo a Zerobranco per l'apertura straordinaria dell'anagrafe dalle 17 alle 21 per il rinnovo della carta di identità elettronica. Ieri sera la presentazione dell'edizione numero 33 del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. A settembre 4 giorni di festa, la tradizionale Gara delle Contrade che raddoppia con le donne, un evento che Antena 3 seguirà in diretta. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano ancora l'omicidio di Conegliano. C'è un primo capitolo di questa terribile vicenda che si apre, il capitolo umano. Perché questa mattina nella piccola chiesa di San Pietro di Feletto c'è stato l'addio a Margherita Ceschin, uccisa barbaramente nella sua abitazione di Conegliano. Le parole del parroco che ha detto troppa violenza, un accanimento mostruoso, e poi la lettera della nipotina. I volti rigati dalle lacrime ed un silenzio surreale quando il feretro di Margherita Ceschin raggiunge il piccolo tempio di San Pietro di Feletto. Le parole di Adriano Bazzo riportano a quella verità che nessuno vorrebbe ricordare. Sì, lo sappiamo tutti, che l'epilogo della vita, di ogni vita, della nostra vita è la morte. Il passaggio dal qui e ora all'eternità. Ma in questo modo, come è successo a Margherita, no. Troppa violenza, un accanimento mostruoso. E nella solitudine questa nostra sorella ci ha lasciati. Tante le persone che hanno voluto stringersi al dolore della famiglia, delle figlie, dei nipoti. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di San Pietro di Feletto, Maria Assunta Rizzo, con a fianco il primo cittadino di Conegliano, Fabio Chies, dove la 72enne si era stabilita dal 2019. In quell'abitazione, in via 28 aprile, dove due malviventi, senza scrupoli, l'hanno barbaramente uccisa. Sgomento e incredulità, rabbia. Perché? Come? Chi? Sono le domande che in questa settimana si sono rincorse. Abbiamo sentito, ci siamo posti, ma senza risposte, solo supposizioni. Lasciamo, dice Don Adriano, che sia la giustizia a far luce su quanto accaduto. Poi la letterina letta da una nipote. Sei stata una nonna dolce e premurosa, proteggici da lassù. Parole toccanti per la nonna, strappata troppo presto e in un modo tanto brutale. Sulla bara tanti fiori colorati e l'affetto della comunità che ha voluto accompagnarla per l'ultimo saluto. Un capitolo che si chiude, dicevamo, quello umano, e quello che resta aperto, importante, delle indagini. Ci sono da analizzare tutte le tracce, le impronte che i carabinieri del RIS hanno rilevato ieri nella casa della donna a Conegliano, e poi quella immagine della telecamera e i due malviventi che vengono appunto immortalati. L'attenzione degli investigatori è concentrata su due uomini mortalati dalle telecamere, immagini che riprendono almeno uno dei due mentre scavalca la recinzione, nell'esatto punto in cui è stato messo il telo protettivo.
Poi più niente, perché l'occhio elettronico non arriva fino al terrazzo di Margherita Ceschin coperto da una pianta. Indagini serrate per identificare i killer della 72enne, ladri che hanno agito senza esitazione, un colpo terminato nel sangue, ma nessuna ipotesi viene scartata. La cosa certa è che si tratta di professionisti del crimine, senza scrupoli, che hanno ucciso l'anziana, probabilmente a mani nude. Prima colpita forse addirittura con un pugno e poi soffocata. In questa fase delle indagini fondamentali saranno i risultati degli accertamenti compiuti dai carabinieri del RIS di Parma sulla casa, che rimane sotto sequestro, e soprattutto sull'eventuale rinvenimento di impronte digitali che possano contribuire all'identificazione degli assassini. Per tutta la giornata il reparto investigativo scientifico ha effettuato rilievi all'esterno e all'interno dell'appartamento di Margherita. Qualcosa è stato trovato, è stato repertato e portato a Parma. Ora si attendono i risultati. I vicini di casa di Margherita ed i cittadini non dormono sonni tranquilli perché 2 assassini ancora sono a piede libero. Torneremo fra poco alla cronaca, prima però c'è di nuovo la politica e il caso che da ormai una settimana scuote la Lega, il caso delle dimissioni da sindaco di Stefano Marcone e di conseguenza da presidente della provincia, al lavoro le segreterie ovviamente, quella provinciale e quella regionale, per ricomporre una frattura, anche se sembra che il sindaco di Castelfranco stia alzando un po' la posta delle richieste per tornare sui suoi passi. E oggi intanto a Ponzano, e vedremo poi il servizio, spiccava proprio l'assenza di Marcon da presidente della provincia all'inaugurazione della rotatoria al bastone. Stefano Marcone è coerente con le sue scelte e quindi in questa fase io non mi aspettavo francamente di vederlo. La sua presenza era attesa per l'inaugurazione della rotonda del Baston, ma nonostante sia una delle opere provinciali più attese e per la quale si è lavorato per anni, Stefano Marcon, presidente dimissionario, ha preferito non partecipare, per quanto le dimissioni siano scaturite dalla situazione all'interno del comune di Castelfranco. Nella Lega Trevigiana la situazione si fa sempre più incandescente ed ogni giorno che passa sembra diventare sempre più difficile ricomporre la frattura, con l'asticella delle richieste che si alza e i protagonisti dello scontro castellano, il sindaco da un lato, i 3 consiglieri Pasqualotto, Cattapane e Gatto dall'altro, ai ferri corti con botta e risposta al vetriolo. La segreteria provinciale, come quella veneta, sono al lavoro per convincere Marcona a ritirare le dimissioni. Si sta lavorando, si stanno smussando quelle che sono le criticità che hanno portato a questo percorso e si sta facendo di tutto per farle rientrare, anche perché Castelfranco è un comune di 30.000 abitanti, ma soprattutto la provincia di Treviso che Stefano rappresenta conta 880.000 abitanti e tutti hanno la necessità di avere un presidente della provincia, e Stefano Marcon lo ha fatto benissimo fino ad ora, e quindi l'appello che gli faccio è quello di rientrare a ricoprire i ruoli che gli sono stati affidati. Le trattative sono febbrili, la deadline è fissata per il 14 luglio e chissà se la data della presa della Bastiglia significherà qualcosa anche in questa vicenda che sta squassando la Lega Trevigiana e che vede ottimista il neosegretario veneto del partito. Stiamo risolvendo delle situazioni interne che vanno sicuramente risolte, e per noi Castelfranco e la provincia di Treviso è sicuramente prioritaria rispetto a tante altre questioni. Ottimista? Sì, sono ottimista. Allora, proprio Alberto Stefani, segretario ormai da una settimana della Lega in Veneto, ha anche un altro fronte aperto, quello di Roberto Marcato. Allora, nel prossimo servizio fa proprio il punto della situazione e poi rilancia l'unità del partito lanciando il ritorno della festa regionale della Lega a ottobre. Un Alberto Stefani che questa sera sarà protagonista di un'intervista esclusiva con il direttore Luigi Bacialli a Focus su Rete Veneta. Sentiamo allora Stefani. Abbiamo in previsione ad ottobre di organizzare una grande festa della Lega regionale e di lanciare la campagna elettorale dell'anno prossimo. Il ritorno della festa regionale della Lega per compattare un partito ancora fortemente diviso e l'avvio della corsa per affrontare le sfide del 2024, dalle europee alle comunali e forse anche le provinciali. Una settimana da segretario regionale del Carroccio e per Alberto Stefani l'agenda è già fittissima. A settembre si concretizzerà un altro dei 15 punti del suo programma. Partirà per primo il tour sull'autonomia, un tour che vuole toccare circoscrizione per spiegare lo stato dell'arte del disegno di legge più importante della storia dei Veneti, che è quello sulla autonomia. Per questo ho già sentito il ministro Calderoli, che si è reso disponibile a fare anche alcuni degli appuntamenti più importanti. Ma è inutile negare che da sabato scorso ci sono 2 fronti aperti e non di poco conto. Uno Stefano Marcon da convincere per ritirare le dimissioni da sindaco a Castelfranco, ci stiamo lavorando, spiega Stefani,
e soprattutto il caso Roberto Marcato, in odor di clamoroso addio. Quelle sono scelte personali. Io ho dichiarato più volte che con Roberto Marcato, nonostante nel corso del tempo abbiamo assunto posizioni differenti, ho sempre avuto un rapporto leale, un rapporto franco, un rapporto sincero, e quindi io sono sicuro che lui apprezzi l'idea di restare all'interno di questo movimento politico, perché rappresenta una risorsa per questo movimento e anche perché questo movimento ha garantito anche una continuità dal punto di vista amministrativo e politico su alcuni temi come l'autonomia, che senza la Lega non sarebbero mai arrivati a livello parlamentare. No alle sirene indipendentiste, sembra dire Stefani, che poi torna all'accusa lanciata a Focus da Gianantonio Darè, il presunto patto Stefani-Marcato per battere nettamente Franco Manzato. Io credo che sia una ricostruzione assolutamente infondata, anche perché con un accordo Marcato-Stefani probabilmente avremmo vinto col 90% e Darè lo sa benissimo, ma a me questo interessa poco. A me interessa che ora ci si metta a lavorare tutti, non per pensare a ricostruzioni di questo tipo, ma per vincere le elezioni amministrative, per vincere le elezioni europee, per vincere le elezioni provinciali. Questo è l'interesse del partito. Il tema della giustizia, e questa mattina l'abbiamo visto in diretta il ministro della giustizia Carlo Nordio a Palazzo Balbi per firmare con il governatore Zaia un importante protocollo e immettere forze fresche, personale amministrativo nei tribunali e nelle procure. Il presidente Zaia e il ministro della giustizia Nordio hanno firmato questa mattina a Palazzo Balbi un protocollo che permetterà alla magistratura veneta di reperire in breve tempo il personale amministrativo di cui c'è enorme carenza, come viene denunciato da tempo, e che in parte è causa del rallentamento dei processi. Poiché i problemi di lunga data non si risolvono con colpi di bacchetta magica, dobbiamo servirci di tutte le risorse disponibili per poter rimediare a queste criticità. Un protocollo primo in Italia nel suo genere, con l'obiettivo di essere esteso anche alle altre regioni. È l'occasione per dare soluzione a un problema che è grave, che è quella della mancanza di organico. Noi vogliamo garantire la sicurezza e la legalità e non prescindere dal fatto che ci siano lavoratori. Quindi mettiamo a disposizione graduatorie nostre, dalle quali noi abbiamo già pescato, nella fattispecie già da subito la possibilità di assumere oltre 100 persone, sono 105 per la precisione, che fondamentalmente la stragrande maggioranza veneti, che sono lì nel limbo in attesa di una chiamata da parte della Regione, ce l'avranno da parte del Ministero della Giustizia. Così anche a Venezia dovrebbero essere risolte molte delle criticità che la contraddistinguono per la sua specificità. Poiché si tratta di persone che sono residenti nel Veneto, la gran parte di queste criticità è già risolta. Ci rendiamo conto però che realtà così particolari come quelle di Venezia meriterebbero anche una legislazione particolare. Quando però io ho detto che per esempio chi viene a lavorare a Venezia dovrebbe avere un aumento salariale, perché qui la vita, tutti siamo uguali di fronte alla legge ma non lo siamo davanti al carrello del supermercato, perché a Venezia costa il doppio di quello di altre città d'Italia, c'è stata un'insurrezione generale perché si è parlato di gabbie salariali. Se questi problemi venissero affrontati non con emotività ma con razionalità, io penso che potremo fare dei passi avanti significativi. Entro i primi di settembre dunque i tribunali del Veneto potrebbero avere 100 operatori in più. Qualora il candidato contattato non accettasse la proposta del Ministero, resterà collocato nella graduatoria regionale senza essere depennato, ma non avrà la certezza sulla possibile chiamata. Torniamo nel capoluogo, torniamo a Treviso. La sfida di Mario Conte è quella di portare Treviso ad essere capitale della cultura italiana 2026. L'annuncio ieri sera durante il Consiglio Comunale. In questi giorni formalizzeremo la nostra manifestazione di interesse per la candidatura, perché in questi anni abbiamo lavorato tanto e bene per far crescere la nostra città da un punto di vista culturale, investendo nei nostri musei, investendo nel teatro, nella musica, nella programmazione, esaltando gli artisti locali e esaltando quelle che sono le associazioni culturali della nostra città, che ci stanno davvero riempiendo di grandi soddisfazioni, tanto
da vedere Treviso davvero capitale della cultura italiana nel 2026. L'annuncio della candidatura è avvenuto a margine del Consiglio Comunale del 29 giugno, un progetto di comunità che dovrà coinvolgere tutti i partner del territorio. E se Treviso vincerà il titolo di capitale italiana della cultura nel 2026, per il Veneto sarà un anno d'oro, viste anche le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Un modo per far conoscere a tutto il paese quelle che sono le nostre ricchezze, le parole di Conte. Ci impegneremo davvero tanto, ci crediamo, ma ci crediamo perché insieme possiamo ottenere grandi cose e credo che la capitale della cultura mai come in questo momento può diventare un sogno che può diventare realtà. E l'annuncio della candidatura arriva proprio dopo i numerosi attacchi dell'opposizione nei confronti del sindaco per le troppe deleghe che il primo cittadino si è tenuto, puntualizzando come la cultura meritasse un assessorato dedicato. Ribadisco la scelta di mantenere al sottoscritto le deleghe alla cultura e invito l'opposizione di assumere un atteggiamento responsabile e di collaborare per il grande progetto Treviso Capitale Italiana della Cultura 2026. E sul perché abbia fatto questa scelta, Conte risponde. È un assessorato che ritengo molto importante, strategico, di visione, che tra l'altro unisce anche tanti altri assessorati del comune, penso allo sport, penso al sociale, e quindi ho voluto in prima persona seguire un processo di grande crescita della nostra città attraverso la cultura. Ma proprio sul tema assessorato alla cultura per il sindaco con un assessorato, con un assessore specifico, interviene a sorpresa Fabio Crea, l'esponente trevigiano di Fratelli d'Italia, che nella nostra prima edizione ha criticato di fatto la scelta di Conte di aver tenuto per sé l'assessorato alla cultura, allineandosi di fatto con le polemiche anche dell'opposizione. E dopo le polemiche sulla sicurezza durante la campagna elettorale, lo ricorderete, si rischia un nuovo caso nel centrodestra. Io ritengo che il nostro sindaco, che è bravissimo e che fa tante cose, abbia il diritto di dedicarsi ad un'attività istituzionale, di coordinamento, eccetera, ma che possa consentire di sviluppare al meglio con una specifica delega a un assessore diverso. Controcorrente, fuori dal coro o con il dente avvelenato, definite la cosa come volete, ma non è la prima volta che Fabio Crea lancia messaggi appuntiti come frecce in direzione Casugana. Vede la voce campagna elettorale e quelle polemiche sulla sicurezza in città che costrinsero a una nervosa richiesta di chiarimento tra Mario Conte e il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Montuori. Il tema è diverso, ma lo scenario è lo stesso, perché le parole destinate a creare altri mal di pancia vengono pronunciate proprio come allora, nella nostra prima edizione. Crea critica a sorpresa la scelta di Mario Conte di aver tenuto per sé l'assessorato alla cultura. Un meloniano che, è il primo a sorprendersene, si allinea con le polemiche sollevate dall'opposizione in queste settimane. Sono d'accordo con Zabai, su questo oggi sono un po' preoccupato. Ogni tanto. Del fatto che l'assessorato alla cultura abbia oggi, come ieri e soprattutto nel nostro futuro, la necessità di una attenzione assolutamente specifica. Credo che coniugare anche la delega della cultura con quella del turismo possa essere un elemento importante per una convergenza di visione, una strategia e sinergia in due settori che sono, a mio giudizio, o dovrebbero essere, a mio giudizio, strettamente correlati. E Crea rigira il coltello facendo capire che anche sul tema sicurezza non ha cambiato idea. Credo che ci sia la necessità di mantenere la massima attenzione, ma soprattutto di agire immediatamente. L'altro ieri sera alle 21:30 su via Roma, al centro della strada, è scoppiata una rissa con bottigliate tra diversi soggetti, una mezza dozzina di persone, quindi io penso che non sia più il tempo di ritardare quelli che sono degli interventi importanti. Spero che l'amministrazione comunale sia, come dire, permeabile alle proposte che provengono da più diversi settori, anche di natura politica. Restiamo in città, lo abbiamo detto ieri, da lunedì i lavori di rifacimento della pavimentazione della zona di Corso del Popolo a Treviso. L'assessore Zampese risponde al malumore dei commercianti per il poco preavviso.
avere un preavviso di solamente 96 ore non ci permette di strutturare tutte quelle che è l'organizzazione della nostra azienda. Ricordiamoci che è un periodo in cui diamo le ferie ai nostri dipendenti e magari molti di noi hanno scelto di non darle in queste prime settimane di luglio proprio in favore dei saldi che potrebbero portare più persone, ma trovarci un cantiere davanti alle nostre realtà in questo periodo sicuramente porterà dei minori incassi. Il preavviso è stato abbastanza breve perché dovevamo, prima di ufficializzare il cantiere, dovevamo risolvere delle criticità in quanto i cantieri del genere sono cantieri complessi. La durata totale dei lavori è stimata in 40 giorni. Il traffico pedonale sarà sempre garantito, quello veicolare invece subirà deviazioni segnalate nel sito del comune. Partiremo da Viale Cadorna fino al Cinema Corso, i primi 20 giorni che cercheremo di accorciare a 15, se non anche meno. E poi l'altra fase del Cinema Corso fino a via Diaz. I lavori sono stati divisi in 2 fasi per limitare i disagi, ma i commercianti sono preoccupati. Io appartengo al comparto commercio abbigliamento, cominciano i saldi giovedì prossimo e ci troviamo ingabbiati. Questo è un grosso problema, è una cosa a cui non eravamo preparati perché l'abbiamo saputo praticamente da poche ore. Ecco, questo ci dispiace moltissimo. La finestra dei lavori però non può che essere quella estiva, fa sapere Zampese. Impensabile svolgere lavori di questo tipo in periodo scolastico, ma l'assessore rassicura. Il disagio sarà ridotto al minimo, i marciapiedi e i portici saranno assolutamente transitabili, le reti di protezione saranno alte 1 metro per dare la visione e la percezione che tutte le attività giustamente sono aperte e lavorano. Ci rendiamo conto che ci sono anche i periodi dei saldi, stiamo incontrando i commercianti, abbiamo già fatto un primo giro con i tecnici proprio per rassicurarli. E poi c'è l'aumento delle tariffe MOM che scatta da domani, ne abbiamo parlato da settimane e Coalizione Civica ha portato oggi a Casugana le più di 1000 firme raccolte per dire no alla misura. A questo aumento non corrisponde nessun miglioramento della qualità del servizio, si tratta solo di un adeguamento dei prezzi ai costi che oggettivamente sono aumentati. Il problema è che noi e molti cittadini ritengono che questo aumento di costi non vada scaricato sull'utenza. Un aumento del costo del biglietto che da 1,50 € passa a 2 € e degli abbonamenti di circa il 30%. Una misura che Coalizione Civica sta provando a contestare attraverso una raccolta firme iniziata il 10 giugno. Portiamo le 1096 firme che abbiamo raccolto in queste settimane tra i cittadini contro questo aumento. Firme con cui si chiede al sindaco di Treviso, al presidente di MOM e al presidente della Regione Veneto, ciascuno per le sue competenze, di evitare questo aumento, di ritornare sui loro passi. Le richieste di Coalizione Civica sono precise. Per quanto riguarda il presidente di MOM e il sindaco, di chiedere alla Regione Veneto e allo Stato dei contributi per il trasporto pubblico locale che impediscano l'aumento. Per quanto riguarda la Regione, di contribuire maggiormente al trasporto pubblico locale. Il Veneto è una delle regioni in Italia che spende meno per il trasporto pubblico locale, e a tutti, sindaco, presidente di MOM e presidente della Regione, di chiedere al governo degli stanziamenti straordinari proprio per evitare questi aumenti. Torniamo alla cronaca. Camicie prodotte in Romania ma destinate e vendute alla vendita come di produzione 100% italiana, l'illecito sventato dalla Guardia di Finanza. Sono 786 le camicie con etichetta contraffatta sequestrate dalla Guardia di Finanza per un valore di 70.000 euro. La merce è stata trovata a bordo di un autoarticolato fermato da una pattuglia del gruppo di Treviso al casello autostradale di Venezia Est, dopo che questo era entrato in Italia attraverso il valico di Gorizia Sant'Andrea. È stato proprio il conducente a riferire alle forze dell'ordine di trasportare camicie realizzate da un'azienda tessile romena. Le camicie in questione però erano contrassegnate da una falsa etichetta che indicava che la produzione fosse stata fatta interamente in Italia. Il carico era destinato a 2 aziende importatrici con sede legale ad Arezzo. 2 le persone denunciate per reato di falsa indicazione d'origine italiana. L'azienda di Arezzo è stata inoltre segnalata per responsabilità amministrative. Ancora la cronaca, una persona arrestata, 17 denunciate, armi bianche sequestrate e 22 patenti di guida ritirate, il bilancio dei controlli straordinari dei carabinieri per prevenire i furti, ma non solo.
Controlli mirati in 5 comuni: Treviso, Conegliano, Montebelluna, Castelfranco, Vittorio Veneto. I carabinieri hanno passato a setaccio strade, vie e zone considerate maggiormente a rischio, come parchi e parcheggi dei centri commerciali. Obiettivo primario: prevenire i furti. In soli 6 ore i militari hanno arrestato una persona, 17 denunciate, 22 patenti ritirate e sequestrate diverse armi bianche. A Montebelluna un 22enne tunisino molestava gli avventori di un locale. All'arrivo dei militari si è scagliato contro di loro. Per lui sono scattate le manette. A Treviso denunciato un 25enne trovato in possesso di 2 coltelli a serramanico della lunghezza di quasi 20 centimetri, ovviamente sequestrati. A Castelfranco denunciato un 40enne bosniaco e un 57enne del veneziano per ricettazione e riciclaggio. Lo straniero è stato trovato in possesso di un ciclomotore privo di targa con telaio a braso acquistato su internet dal veneziano. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. Nel Coneglianese una persona è stata denunciata per furto di un ciclomotore, altri 5 deferiti perché trovati con valori alcolemici al superiore al consentito e si sono fra l'altro rifiutati di sottoporsi all'alcotest. Non solo, un 15enne del posto è stato trovato in possesso di un coltello con lama superiore a 7 centimetri ed un 18enne in stato di ubriachezza molesta. Nel Vittoriese 3 persone sono state deferite in stato di libertà nella notte per guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. L'abbiamo intravista nel servizio di Marta Marangon sul caso di Stefano Marcon per sottolineare la sua assenza oggi come presidente della provincia a questo evento, e di evento è stato quello di stamane a Ponzano Veneto, l'inaugurazione della rotonda al Baston a Ponzano sulla Postumia. Una rotonda, una rotatoria, un'opera attesa da 30 anni per mettere in sicurezza uno degli incroci più pericolosi dell'intera provincia di Treviso. È uno dei punti più neri della viabilità della Marca che ora è stato messo in sicurezza. Taglio del nastro per la rotatoria al Bastone a Ponzano, all'intersezione tra la Postumia Romana e le vie comunali del Bellato e Volpago Nord. Di giornata storica parla il sindaco Baseggio. L'aspettavamo ormai da più da 30 anni ed è una soluzione per l'intera provincia, per il traffico, per le attività produttive e per la sicurezza di tutti i cittadini. E a testimonianza della grande attesa di quest'opera, il numero di cittadini presenti all'inaugurazione per un territorio che in questi anni ha pagato un prezzo altissimo in termini di incidenti e vite spezzate. Sfortunatamente questo incrocio è uno, ed era, speriamo, tra i più pericolosi della provincia. Sono morte diverse persone, gli incidenti erano, se non quotidiani, settimanali. 1.200.000 euro il costo complessivo dell'opera, su uno snodo particolarmente trafficato e strategico per la rete viaria del territorio, sia per la comunità sia per i molti mezzi pesanti che vi transitano ogni giorno. Una consolidata sinergia tra enti ha reso possibile la realizzazione della rotonda. Abbiamo investito 500.000 euro, quindi $500.000 di euro, e appunto non solo la provincia, anche il comune ha cofinanziato e anche altri enti come ATS e il consorzio di bonifica Piave hanno messo delle risorse per questa opera. A Ponzano anche l'europarlamentare Rosanna Conte. Veramente faccio un plauso perché siamo riuscite come amministrazioni a portare avanti un'opera di tale portata, nonostante ci fossero trovate dei reperti archeologici, e quindi in complimenti anche all'azienda costruttrice che nonostante tutto è riuscita a mantenere i tempi per la costruzione dell'opera. Autorità, cittadine e diverse associazioni presenti, tra le quali i paracadutisti e i bersaglieri, che hanno fatto un simbolico di buon auspicio giro della rotatoria in sella a bici storiche. E all'inaugurazione di questa mattina c'era anche Cristian Zanatta, presidente del Comitato Zona Nord, che da anni si batte per la messa in sicurezza dell'incrocio, nel quale nel 2018 perse la vita sua madre e sua figlia, che viaggiava con la nonna, rimase gravemente ferita. Io adesso mi impegnerò in prima persona per far sì che questa situazione, questa tragicità non la passino altre persone, altre famiglie. Era il 1° giugno del 2018 a parlare Cristian Zanatta all'indomani dell'incidente che gli ha portato via per sempre la mamma Natalia Frare, 64 anni, e ferito la figlia Alice, che di anni allora ne aveva 3 e viaggiava in auto con la nonna. Lo schianto tra la Panda della signora ed un SUV sull'incrocio del Baston, e Zanatta, che già allora era presidente del Comitato Zona Nord, giurò che da quel giorno mettere in sicurezza quell'incrocio sarebbe stato l'obiettivo della sua
sua vita. Ed oggi, all'inaugurazione della rotonda, Zanatta era sul palco assieme alle autorità. Siamo noi che già da 20 anni come comitato, tra le varie istanze che portiamo avanti per i cittadini della zona nord del comune di Ponzano Veneto, ci siamo sempre spesi per realizzare per mettere in sicurezza questo sito che da sempre è stato luogo di incidenti e purtroppo anche mortali, dove nel 2018 purtroppo è venuta a mancare mia mamma qui e per fortuna che mia figlia non ha fatto ha avuto la stessa sorte perché è di macchina assieme. La bambina sta bene, da festeggiato poche settimane fa gli 8 anni. Nonna Natalia non c'è più, ma è anche grazie all'impegno di suo figlio che si spera che tragedie come questa non si ripetano più. Da Ponzano a Zero Branco, ieri sera l'esperimento dell'apertura straordinaria dalle 17 alle 21 dell'anagrafe per il rinnovo della carta d'identità elettronica, per dare modo alle persone che lavorano magari negli orari consueti di poter accedere a questo servizio. Ed è stato un successo, noi c'eravamo. Si aprono le porte del municipio, a fare gli onori di casa è il sindaco Luca Durighetto. Siamo a Zero Branco dove alle 17 in punto di ieri l'ufficio anagrafe ha alzato le tapparelle degli sportelli per permettere alle persone che lavorano di accedere al servizio senza bisogno di appuntamento. Sono contentissimo, finalmente non devo perdere ore di lavoro per farmi la carta d'identità. Comodità per chi ha ancora qualcosa da fare. Tanti magari lavorano e allora è un'occasione proprio giusta. La cosa più apprezzata è quella della sensazione che loro percepiscono di vicinanza tra le loro esigenze e quelli che sono i servizi dell'ente, quindi non è più il paradigma per il quale il cittadino si deve rivolgere al comune per chiedere di avere l'appuntamento per ottenere la carta d'identità o un altro documento, ma piuttosto invece è il contrario, è il comune che si adatta alle loro esigenze. È interessante il fatto che si possono fare le foto e vadano direttamente al comune. Macchinetta fotografica posizionata proprio accanto all'entrata del municipio, che permette a chi ne è sprovvisto di stampare la propria fototessera. La particolarità è che i file delle foto vengono passati all'anagrafe grazie ad un codice a barre. Ore 17:30 il segnaposto conta già 60 persone transitate in ufficio. L'apertura straordinaria, dato l'afflusso di persone, è rimasta aperta fino alle 23, segnando a fine giornata circa 80 carte d'identità emesse. Ormai ci stiamo stabilizzando attorno a un centinaio di carte d'identità ogni volta che questa iniziativa viene proposta. Quest'anno l'afflusso iniziale sembra anche maggiore rispetto a quello degli anni precedenti, quindi può essere che qualche carta d'identità in più quest'anno la facciamo. Da Zero Branco a Montebelluna, dove ieri sera c'è stata la presentazione ufficiale della 33esima edizione del Palio del Vecchio Mercato. Si è alzato il sipario su una delle manifestazioni più attese, un evento che dal 30 agosto a lunedì 4 settembre appunto porterà a festa, musica, la gara tradizionale delle contrade in città, e noi per l'evento clou, la gara, ci saremo in diretta. Allora vediamo intanto cosa ci si prepara per il Palio del Vecchio Mercato. 250 atleti, 135 aziende partner, che per noi sono assolutamente un numero fantastico, 180 persone al lavoro, e questo significa che la città c'è, è viva e dà una grande risposta. Sono solo alcuni dei numeri della 33esima edizione del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, un appuntamento storico per la città atteso da tantissimi giovani che portano avanti la tradizione. Palio rappresenta una storia di umiltà, una storia di sacrificio, una storia di lavoro, e quindi veramente riempie il cuore vedere questi giovani, soprattutto i giovani, che si danno da fare non solo spingendo un carro e quindi facendo fatica, ma anche tutti i giovani che lavorano come tutti gli altri volontari dietro le quinte. Un'emozione che ogni anno si rinnova e che coinvolge l'intera cittadinanza. Noi è già da un po' di tempo che vediamo questi colori che invadono il centro, sono i colori dei ragazzi di tutte le contrade che ogni settimana si allenano. Già quello ci dà modo di capire che il Palio sta arrivando e quindi l'emozione cresce. 6 giorni di festa dal 30 agosto al 4 settembre, presentazione delle squadre che gareggeranno, elezione della damigella, ma anche una serata live in cui si esibiranno in piazza lo Stato sociale con ingresso gratuito, la serata hip hop a cui parteciperà anche Erpiotta, e infine il 3 settembre l'intrattenimento con Radio Wow.
Una grande macchina organizzativa che si impegna molto anche nel tema della sostenibilità ambientale. Abbiamo praticamente tolto tutti i rifiuti in plastica. L'anno scorso abbiamo sostituito le bottigliette in plastica con degli erogatori d'acqua. Questo ha concesso la possibilità di togliere 4 bancali di plastica. Un risparmio enorme per l'ambiente, per il territorio stesso, che può anche dare un ottimo messaggio. E Antenna 3 seguirà in diretta il momento clou della manifestazione con la partenza delle varie contrade e la gara che si snoderà tra i vari quartieri. Torneremo a parlare nei prossimi giorni del Palio del Vecchio Mercato. Adesso però, come ogni venerdì, vediamo con il generale Giancarlo Iannicelli che tempo farà nelle prossime ore in questo weekend. L'anticiclone delle Azzorre si va ritirando sul suo alveo naturale, che è l'Atlantico, e lascia scoperta un po' tutta la nostra penisola, in modo particolare il nord, in cui si è formata già una piccola depressione. Ma il fatto più importante è che di questa situazione ne approfitta una depressione più organizzata, più intensa, che è localizzata proprio sul nord Europa. Da quella posizione richiama aria fresca, dà vita a sistemi perturbati che, scorrendo da nord-est verso sud-ovest, interessano le nostre zone, e questo apporterà un peggioramento già da domani, già da sabato. Una nuvolosità irregolare già da presto, da prima mattina, nuvolosità che si intensificherà e darà vita poi a precipitazioni piuttosto diffuse. Nel pomeriggio, come dicevamo, cambia di nuovo, quindi avremo dei miglioramenti, dei rasserenamenti. Domenica il tempo sarà migliore, però sempre con della nuvolosità irregolare che coprirà il cielo in parte. Nel pomeriggio ancora possibilità di qualche fenomeno, anche se ben isolato. La prossima settimana seguirà su queste linee, quindi avremo della nuvolosità, a tratti intensa, qualche piccola precipitazione. Le temperature calano notevolmente, soprattutto domani, quando la massima prevista è 24-25 gradi. Poi riguadagneranno subito valore, quindi intorno ai 28-30 gradi nel resto della settimana, le minime intorno ai 20 gradi. Il vento sarà debole in direzione variabile o qualche rinforzo durante le precipitazioni o qualche temporale. L'alta adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. E noi andiamo nel Bellunese. E specificatamente andiamo a Feltre, dove è stato presentato un importante progetto perché tutto quello che riguarda la storia del mondo imprenditoriale dolomitico e della Val Belluna finirà in un unico scrigno. Guardiamo. Sarà Feltre, a Palazzo Borgasio, già sede della IULM, a ospitare l'archivio che verrà creato perché non vada disperso tutto il materiale che racconta la storia dell'impresa bellunese. Un'idea che nasce da una comunione di intenti tra l'Università di Padova e Confindustria Belluno Dolomiti, idea subito sposata dall'amministrazione della cittadina murata. La storia è fondamentale nella creazione dell'oggetto che abbiamo immaginato. Confindustria, con questa nuova iniziativa, insieme alle altre iniziative di scuole, di LUIS, Digital Innovation Hub, università che vogliamo fare a Verona, il laboratorio che faremo qui a Feltre di robotica, vuole unire insieme tutto ciò che attrae l'imprenditore, l'impresa e gli studenti nel territorio. A Feltre potrà nascere, e noi speriamo che nasca subito in modo molto vigoroso, un centro per la cultura d'impresa e il patrimonio industriale, che è un organismo di salvaguardia della memoria industriale, ma anche al servizio dello sviluppo futuro, quindi di valorizzazione di tutte le risorse di sapere, di imprenditorialità territoriali, naturali e turistiche che ha il territorio. Per Feltre è un'occasione importante di rivedere nel suo abitato un'attività universitaria e di inserirsi in quel turismo industriale di cui i promotori hanno detto in Italia si sfrutta meno del 20% delle possibilità. Noi abbiamo pensato subito per questo progetto, per questa sede appunto dell'Archivio dei Beni Industriali, abbiamo pensato al Borgasio perché era la sede dello IULM e per noi è motivo di onore rivedere questo palazzo, rivivere insomma con un progetto di alta formazione e quindi per noi è particolarmente importante. Di questo ringrazio sia Confindustria che l'Università di Padova per aver pensato a Feltre come luogo per questo archivio che appunto è l'unico sarà l'unico all'interno del nord-est.
Lavori in corso sulla rete acquedottistica del Nevegal. BIM GSP in poco meno di un mese ha provveduto a sostituire oltre 600 metri di nuove tubazioni collegate al serbatoio Comirato, 5 le nuove tratte collocate in parallelo all'interno dell'area di scavo, stimato un risparmio d'acqua di circa 40 metri cubi al giorno. Il cantiere si concluderà entro la prima settimana di luglio. Adesso torniamo a Belluno, ci sono dei giovedì sera molto particolari in programma proprio nella città. Tra l'abitudine e la consuetudine, o forse la tradizione. Sono così tante le edizioni di Belluno di sera che chi organizza le 6 serate è certo che la gente ormai di giovedì andrebbe in piazza anche se non venisse organizzato nulla. Io ogni tanto esco il giovedì sera, guardo quello che succede, poi esco il venerdì e capisco quanto è importante fare qualcosa per animare la città. Non serve tantissimo in realtà. Belluno di sera è una consuetudine e dopo 26 anni vederla funzionare è un piacere. 6 serate dal 6 luglio al 13 agosto, cominciando con la tombola, per la quale i negozianti del centro hanno distribuito 10.000 tessere omaggio, mettendo in palio buoni acquisto per 5.000 euro. Prima di musica e spettacoli, un modo di ritrovare una socialità perduta che Belluno invece non vuole dimenticare. Ha sicuramente l'opportunità per tornare a vivere la nostra città, la nostra piazza anche di notte e di sera per rilanciare il commercio locale. Quindi come comune crediamo in questa iniziativa del Consorzio Centro Storico e puntiamo ad avere molti visitatori anche non solo bellunesi. Tappa bellunese oggi per il Giro del Veneto Elite Under 23 da Melle, in comune di Borgo Valbelluna. La carovana è partita per una prima parte di tappa caratterizzata dai saliscendi che hanno preceduto il primo Gran Premio della montagna, affrontando dopo 70 km a Gosaldo. Dopo la discesa verso Agordo, i corridori sono quindi risaliti verso Alleghe per portare il gruppo in vetta a Passo Falzarego, poi ancora discesa verso Pocol per raggiungere Cortina d'Ampezzo e infine il Col Druchet. La tappa è andata al vicentino Matteo Zurlo dell'UC Trevigiani, il nuovo leader della classifica è il bergamasco Luca Cretti. Domani quinta e ultima tappa sulle colline del Prosecco nella Marca Trevigiana, che avrà come finale il Gran Premio di Conegliano. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Il mese di luglio si apre con la perturbazione che sfila verso est, mantenendo l'atmosfera instabile al nord e causando anche un calo termico sensibile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato ci mostra un contesto piuttosto variabile, cielo molto nuvoloso con precipitazione da sparse a locali a carattere di rovescio o temporale, alcuni spazi di sereno, specie verso fine giornata. Temperature, come detto, in diminuzione, minime tra 16 e 19 gradi, massime tra 23 e 26 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà coperto con piogge sparse o con rovesci su tutta la nostra regione, a carattere intermittente. Al pomeriggio sarà possibile qualche schiarita. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime sui 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove la giornata inizierà con cielo nuvoloso e con precipitazioni residue. Col passare delle ore le condizioni miglioreranno. Nel pomeriggio il sole sarà presente a tratti. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.